Buongiorno a tutti, sono Maria Luisa Rubino, sono la responsabile nazionale della Federazione Moda di Confartigianato Imprese. Io ringrazio per l'invito e per il coinvolgimento in questo splendido luogo e per questa splendida iniziativa. Vorrei dire che l'upcycling, la sostenibilità è fattore identitario ancestrale per quanto riguarda i sarti e gli stilisti artigiani, è nel loro DNA, è stato detto, e non è soltanto una questione di sostenibilità ambientale per quanto riguarda Confartigianato, ma anche sociale ed economica, ovvero vediamo a 360 gradi come un'opportunità quella dell'economia circolare. Si parla di economia circolare, infatti per questo siamo molto impegnati da un punto di vista sindacale e istituzionale a perseguire questi scopi. Nello specifico noi siamo fra i fondatori del Cobat Tessile, che si occuperà proprio della responsabilità estesa del produttore per quanto riguarda anche tutto quello che concerne la raccolta, il riuso, il riciclo di tutti gli scarti pre e post consumo, e ci impegniamo molto anche appunto da un punto di vista contrattualistico per la sostenibilità sociale, sostenibilità che è anche economica, e quest'occasione, quale occasione migliore di questa per spiegare che anche da un punto di vista non solo del produttore, che io sono qui a rappresentare, ma anche del consumatore, è un'occasione per venire incontro a tutte le criticità che questo momento storico pone. L'avere modo di conservare vecchi capi o ridare vita a capi che sono stati già utilizzati oppure dell'invenduto fa parte dell'intelligenza imprenditoriale, fa parte di un'intelligenza economica nazionale, che una coscienza che sta nascendo e che noi abbiamo il forte impegno a mantenere e a sviluppare anche nelle nuove generazioni.